No Green Pass alzano il tiro della protesta, sarebbero pronti a bloccare le stazioni il 1° settembre, giorno in cui il certificato sarà obbligatorio sui treni a lunga percorrenza, anche 8 città venete nel mirino, tra queste Treviso e Conegliano. Intanto oggi alcuni ristoratori di Piazza dei Signori hanno occupato il palco dei No Green Pass nel consueto presidio del sabato. Gli esercenti: basta manifestare sulla nostra pelle. Cresce la preoccupazione dell'ULSS 2 per il focolaio balcanico nella Marca rispetto al cluster dello scorso anno all'ex Serena e a Vazzola, qui difficile isolare e circoscrivere. I 2 Vax Day nella Marca oggi nell'area dello stato di Mogliano Veneto e a Paderno del Grappa, accelerata sulle vaccinazioni, protagonisti giovani e anche immigrati. Il giallo di Castelfranco era la migliore figlia del mondo e non sappiamo ancora di cosa è morta. Il dolore del papà di Serena Fasani in attesa dell'esito dell'autopsia. Intanto la città ieri sera ha osservato un minuto di silenzio. Mattia Battistetti, il giovane morto nel cantiere di Montebelluna, è stato ricordato oggi alla Croce Bianca di cui faceva parte. Vogliamo giustizia, ribadisce mamma Monica, domani sera la fiaccolata in memoria. Paralimpiadi Bebe Vio nella leggenda, secondo oro nel fioretto dopo quello di Rio 2016, la gioia della campionessa di Mogliano e la confessione shock: ho avuto un'infezione da stafilococco in aprile, rischiavo di morire. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque in primo piano i No Green Pass che alzano il tiro della protesta e sarebbero pronti, stando a quanto circola su una chat Telegram a livello nazionale, a bloccare le stazioni il 1° settembre, il giorno in cui il certificato sarà obbligatorio sui treni a lunga percorrenza. La chiamata appunto su Telegram: 54 città venete, tra queste 54 città italiane, tra queste 8 in Veneto, nella Marca, Treviso e Conegliano. Ore 14:30 ritrovo davanti alla stazione, ore 15 si entra e si resta fino a sera. Il programma è chiaro, la data 1° settembre, giorno in cui l'obbligo di Green Pass entrerà in vigore per chi viaggia sui treni a lunga percorrenza. 54 città italiane nella locandina che circola nella chat Telegram Basta Dittatura, e di queste 8 sono in Veneto: Treviso, Mestre, Verona, Padova, Vicenza, Conegliano, Portogruaro e Rovigo. Insomma, il variegato popolo dei No Green Pass alza il tiro della protesta e stavolta non si accontenta di manifestazioni di piazza o di cortei. Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno, si legge nella chat che annuncia la mobilitazione organizzata dal popolo che si definisce autogestito e pacifico. Ma è chiaro che la tensione si alza in vista di una settimana di fuoco e di una giornata, quella del 1° settembre, nella quale scatterà anche ufficialmente l'obbligo di Green Pass per il personale scolastico. Settimana difficile per i prefetti, che negli stessi giorni sono chiamati a coordinare l'arrivo dei primi profughi dall'Afghanistan in Veneto. La mobilitazione dei gruppi No Green Pass verrà monitorata nei prossimi giorni. Quello che posso dire, spiega il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà, è che non sono consentite manifestazioni che abbiano come obiettivo o risultato limitazioni a diritti fondamentali quali quello alla libera circolazione oppure l'interruzione di un pubblico servizio. Staremo a vedere. Resta da capire come e in quali forme la protesta nelle stazioni ferroviarie verrà attuata. Nonostante le intenzioni sbandierate, il rischio scontro c'è tra passeggeri con e senza Green Pass, ma non solo. L'interruzione di pubblico servizio è punita dal codice penale. Chi la mette in atto rischia una condanna fino a 2 anni. E poi il Green Pass, i No Green Pass che sono tornati in Piazza dei Signori a Treviso, ma c'è stata una controprotesta, una protesta veloce ma forte nel messaggio, quella di alcuni ristoratori di Piazza dei Signori che poco fa hanno occupato il palco della manifestazione No Green Pass, che ormai regolarmente si sta tenendo ogni sabato sera in contemporanea ad altre piazze del Veneto italiane. Siamo stufi, stanno manifestando sulla nostra pelle, allontanano i clienti, ci dice il titolare della pizzeria da Pino, lo storico titolare Pino Giordano. Serve un'altra posizione. Proprio adesso che stiamo recuperando ci troviamo con i plateatici vuoti il sabato sera. A occupare la zona dei manifestanti anche alcune cameriere di Pino, come vediamo nelle immagini. Queste manifestazioni sono peggio di una grandinata, e lo sfogo invece di Luca Martoni, il titolare del vicino bar Signore e Signori, che dice: prima della manifestazione avevo 150 persone, ora 6, è un danno enorme, ho mandato a casa dei dipendenti. I ristoratori sono stati poi invitati dalla questura ad andarsene in modo da non creare ulteriori tensioni con i manifestanti. Lo avevamo raccontato anche nelle scorse settimane, l'insofferenza dei commercianti di Piazza dei Signori, che era stata palesata poi al sindaco di Treviso Mario Conte. La richiesta, che evidentemente è ancora in campo visto questa controprotesta di oggi, di trovare altri spazi dove manifestare e non più in Piazza dei Signori. Vedremo cosa accadrà. L'altro fronte, quello del
dibattito sul Green Pass e le mense. È stata sospesa la protesta dei lavoratori dello stabilimento Electrolux di Susegana, che ieri, come abbiamo raccontato nel nostro servizio, aveva portato alla chiusura della mensa dell'azienda dopo che lo spazio era stato occupato dagli operai. Oggi è arrivata infatti la rassicurazione da parte dell'azienda dell'allestimento di una tensostruttura all'interno della quale i dipendenti non muniti di Green Pass potranno consumare i pasti da asporto. Lo hanno riferito le rappresentanze sindacali interne che comunicano quindi la sospensione delle agitazioni nei primi giorni della prossima settimana, dunque il tempo tecnico utile a predisporre questo tendone. Questo è il fronte sul Green Pass e sui no Green Pass, mentre il piano scuola del Veneto ormai è alle porte. Domani ci sarà l'appuntamento a Marghera con il punto stampa di Zaia, come sempre lo seguiremo in diretta alle 12:30, nel quale dovrebbe essere reso nel dettaglio il piano scuola, che avrà due capisaldi, le scuole sentinella e i tamponi salivari. Ricordiamo che fra l'altro in Veneto dai 12 ai 19 anni ormai il 55%, quindi più di un ragazzo su due si è vaccinato. Guarda ai giovani, il presidente della regione Zaia da Mogliano per il Vax Day allestito allo stadio. Il Veneto in queste settimane punta sull'immunizzazione dei ragazzi per la sfida della ripartenza dell'anno scolastico con tutti in presenza ed affina il piano delle scuole sentinella già avviato la scorsa primavera. Identificare delle scuole nel Veneto rappresentative da testare, diciamo, a cadenza ripetuta in maniera tale di verificare la circolazione del virus. Quindi dico che noi saremo presenti con i tamponi salivari molecolari in alcune scuole anche della provincia di Treviso, proprio per valutare e monitorare il grado di circolazione del virus. Progetto Scuole Sentinella del Veneto che verrà replicato a livello nazionale, ma in queste ore fanno notizia anche i focolai emersi in 2 RSA a Cartigliano nel Vicentino e a Mezzane di Sotto nel Veronese. La risposta anticorpale, quindi immunitaria, dopo la somministrazione del vaccino in un anziano è molto meno efficiente che in un giovane. E il vaccino nel bugiardino ha dichiarato che la risposta anticorpale avviene nel 96% dei casi, quindi fatti 100 i vaccinati, 96 avranno gli anticorpi. Andando in su con l'età si può arrivare anche a percentuali molto più basse del 96%. Detto questo, noi abbiamo oggi una casistica che è molto chiara. Il vaccinato che si reinfetta nella quasi totalità dei casi è un asintomatico, non ha sintomi, oppure ha sintomi lievi. I ricoveri per Covid di questa quarta ondata riguardano per la stragrande maggioranza persone non vaccinate. Oggi noi abbiamo in terapia intensiva sostanzialmente quasi tutti non vaccinati, anche di età giovane. Abbiamo anche un 32enne e in corsia abbiamo fondamentalmente il 70% dei ricoverati non vaccinati. E poi c'è il maxi focolaio balcanico, così ormai l'abbiamo chiamato in questi giorni, che preoccupa molto l'ULSS 2 perché nonostante il contact tracing proceda, diversi stranieri ancora non hanno fatto il tampone e si presentano all'ospedale quando rischia di essere tardi. Insomma, preoccupante anche perché è difficile da isolare e da circoscrivere. Anche oggi abbiamo una persona sempre macedone, arrivata in pronto soccorso a Montebelluna, già in una situazione di grande difficoltà respiratoria e purtroppo portata in terapia intensiva a Treviso. Anche qui persone giovani che non vaccinate. Queste sono persone a rischio perché per la loro salute ma anche per diffondere il virus. Dal pronto soccorso direttamente alla terapia intensiva a soli 37 anni continua ad aggravarsi nella Marca il bilancio del maxi focolaio tra cittadini di rientro dai Balcani, soprattutto macedoni, ma anche kosovari, albanesi, rumeni. Oltre 300 le positività emerse tra chi ha trascorso le vacanze in questi paesi, la metà del totale dei positivi della provincia di Treviso. E cresce la preoccupazione dell'azienda sanitaria per un focolaio che per dimensioni sta superando quelli dell'anno scorso all'ex Serena e a Vazzola. Sono molto preoccupato per un motivo molto semplice, perché nell'AIA Vazzola, con la collaborazione della proprietà, con la collaborazione dei sindaci, siamo riusciti a isolare e quindi evitare. Qui purtroppo è una popolazione di rientro dai loro paesi dove si sono contagiati e che stanno chiaramente e sono nel territorio. Quindi i nostri stanno facendo un gran lavoro di contatto, di contact tracing per isolare, però chiaramente qualcuno ci può sfuggire. L'appello dai vertici dell'ULSS 2 alle comunità
dell'immunità di questi paesi è quello di non aspettare e andare a fare il tampone, anche perché le cure più efficaci, come quelle con gli anticorpi monoclonali, vanno fatte nelle prime fasi dell'infezione. Nel caso siano positivi si affidino ai medici curanti e a noi per fare anche delle terapie in modo tale di evitare di arrivare poi in pronto soccorso e farsi ricoverare in ospedale. L'area più colpita dal contagio è quella della Pedemontana. In quest'ottica è importante il Vax Day odierno a Paderno del Grappa. A Paderno stiamo agganciando molta gente che non sarebbe mai venuta, e ringrazio il sindaco Rampin, perché effettivamente quella dell'area pedemontana è l'area dove ci sono meno percentuali di persone che si vaccinano. Allora partiamo proprio da Paderno del Grappa nel nostro viaggio di oggi nei 2 Vax Day della Marca. Partiamo allora proprio da Paderno. Diciamo che il Green Pass, io essendo che sono sempre in giro, mi trovavo male a pranzo, a cena, e quindi con l'autunno che arriverà fuori non si fa fatica a mangiare, quindi motivi molto pratici. Esatto, motivi pratici. Le vie che portano al vaccino sono infinite e dove si pecca di convinzione arriva una dose di realismo. Francesco, giovane autista, ha così scelto di vaccinarsi all'Open Day allestito in municipio a Paderno per quell'area pedemontana che resta tra i territori più restii all'immunizzazione. Il bilancio per l'ULSS è complessivamente buono, 100 le persone vaccinate solo nella mattinata. Ci aspettavamo anche di non avere una grande risposta di pubblico, invece la gente sta rispondendo bene, sta venendo a vaccinarsi e quindi siamo molto molto contenti. Questa mattina sono venute diverse donne, per esempio del Nord Africa, a piedi con i relativi ragazzi minori. E a proposito di minori, i più giovani con rispettivi genitori sono stati accolti da 2 pediatre di libera scelta che parlano di una risposta positiva anche in vista dell'avvio delle scuole. Io non ho visto grossi risentimenti, titubanze. I ragazzini forse hanno un po' paura del lago, però è una roba talmente veloce e piccola che non si accorgono neanche. Ai genitori più dubbiosi si rivolge la collega. Parlare col medico è la cosa più importante. Agevolo questo dicendo ai genitori dei miei pazienti, ad esempio, di chiamarmi, addirittura li chiamo io. Emblematica la storia di Egidio, colpito duramente dal Covid a Pasqua, 11 giorni di ricovero a Montebelluna. Dicevano qua ormai sei al limite, quasi quasi dovresti passare in intensiva, che gli ho preso abbastanza paura, però diciamo dopo per fortuna si è stabilizzato. Nonostante questo, magari perché guardando social sarà positivo o negativo, si legge di tutto e quindi ti vengono dubbi di tutti i tipi. Ho deciso di venire lo stesso, però diciamo non tanto a cuor leggero, un po' titubante, però alla fine ho deciso di farlo, insomma. Da Paderno del Grappa a Mogliano, laddove si era fermato questa mattina il governatore Luca Zaia, il Vax Day, l'Open Day allestito allo stadio di Mogliano. Fatta, seconda cosa, ho finito. C'è chi, come questo ragazzo, completa il proprio ciclo vaccinale, chi invece ne approfitta per iniziarlo. L'occasione è quella offerta dall'Open Day di Mogliano Veneto, su iniziativa della società calcistica Union Pro, che ha messo le proprie strutture a disposizione di Regione, Comune e ULSS 2 per una giornata di vaccinazioni, rivolta non solo ai giocatori tesserati, ma anche alle loro famiglie e a tutta la popolazione del territorio comunale e dei paesi limitrofi. Buona la risposta da parte dei giovani. Ci aspettavamo una buona affluenza, la stiamo superando, sono molti ragazzi giovani, questo ci rende molto contenti, molto soddisfatti dell'iniziativa. A Mogliano i dati ci dicono che 7 persone su 10 sono vaccinate, però ancora tanti giovani non lo hanno fatto e si sono prenotati per la giornata di oggi ed è una bellissima occasione. Accettazione, anamnesi, puntura e attesa. Il personale dell'ULSS 2 ripete l'iter ormai consolidato, ma l'Open Day, andare cioè direttamente dove c'è una richiesta diretta, è una carta in più da giocare nella partita più grande della prevenzione. Nel raggiungimento del territorio per consentire così un'adesione ai più riluttanti, per non lasciare nulla di intentato. E il tentativo a volte funziona, portando anche i restii a convincersi che il vaccino sia l'unica arma efficace, anche ad evitare le restrizioni.
perché eravamo troppo impediti a fare tutto e mi sono decisa di farlo e basta, anche se la mia idea era completamente contraria. A lei non era favorevole al vaccino? No, non sono Novax, ma non ero favorevole, mi dispiace, la paura è tanta. Oltre 100 le prenotazioni, ma il servizio era garantito anche a chi ne era sprovvisto. E fra 21 giorni la seconda puntata, sempre allo stadio. Adesso con la cronaca il giallo di Castelfranco, mentre viene aperto un fascicolo di indagine anche sulla morte dello zio di Serena Fasan, che si è tolto la vita poche ore dopo la scoperta e la notizia della morte della nipote. Tutti gli occhi sono verso l'autopsia che verrà eseguita tra lunedì e martedì dal dottor Alberto Furlanetto per sciogliere i nodi di questo giallo, ad attenderla più di tutti ovviamente i genitori disperati di Serena. Cosa volete che vi diciamo che non sappiamo ancora neanche di cosa è morta nostra figlia? Cosa vuole che vi dica di mia figlia? Che come tutti è la miglior figlia del mondo. Poche parole esasperate e sofferte, quasi trattenute dai balconi socchiusi di questa villetta schiera di via Roana a Castelfranco. Anche Francesco Fasan, papà di Serena, aspetta l'esito dell'autopsia sul corpo della figlia, trovata morta mercoledì sera alle 18:30 dal compagno mentre rientrava a casa dal lavoro. Poi nella notte il suicidio dello zio a Pieve, il 55enne Simone Fasan, fratello dello stesso Francesco. Un dramma nel dramma, ancora tutto da chiarire, con la procura trevigiana che ha aperto un doppio fascicolo, uno per omicidio volontario, l'altro proprio in queste ore sulla morte dello zio. C'è da fare luce su eventuali correlazioni tra gli eventi e sui segni trovati sul corpo della 37enne, forse riconducibili a dei tentativi di rianimazione. Quello che al momento sembra certo per gli inquirenti è che Serena non se li è procurata da sola. A questo punto l'ultima parola spetta all'autopsia disposta dal PM e che sarà eseguita tra lunedì e martedì dal dottor Alberto Furlanetto. I carabinieri in queste ore non hanno sentito nuovi testimoni. Con l'appartamento di via Ponchini ancora sotto sequestro, la scena della tragedia al momento è cristallizzata in attesa della verità medica. Tanti, troppi gli interrogativi con la famiglia che chiede silenzio. Proprio quel silenzio invocato ieri sera dal sindaco Stefano Marconi in piazza Giorgione, tornata a riempirsi per il concerto di Robby Facchinetti con il maestro Diego Basso. E mi sento di lanciare un appello a questa comunità. Dedicate un po' di questa energia positiva per stare vicini a Ettore, a Matteo, ai genitori di Serena, e vi prego di farlo dedicandogli 10 secondi di silenzio, magari facendolo tutti in piedi. Hanno bisogno di questo segnale e di niente di più, null'altro. La tragedia di Serena, la tragedia di Mattia, il giovane morto nel cantiere di Montebelluna la scorsa primavera e che è stato ricordato oggi alla Croce Bianca di cui faceva parte. La mamma Monica ribadisce, continua la sua battaglia, dice vogliamo giustizia, e domani sera intanto si scenderà in piazza proprio a Montebelluna in suo ricordo. Mattia qui veniva volontario e veniva molto volentieri, come dicevo prima era una sua seconda famiglia questa, aveva fatto la formazione e era orgoglioso quando veniva qua. L'orgoglio di essere al servizio degli altri, l'energia dell'età, la passione. Così era Mattia Battistetti, il 21enne morto il 29 aprile scorso mentre lavorava in un cantiere a Montebelluna, comunità che ancora una volta si è stretta attorno alla famiglia. Lo ha fatto alla sede della Croce Bianca dove i volontari hanno dedicato al giovane una targa in memoria. Mattia era uno di loro. Lui voleva guidare, però purtroppo la nostra guida di un'ambulanza è 21 anni e 6 mesi. Deve fare una guida sicura, deve essere ben preparato. Era ancora troppo giovane anche per guidare. Mancavano 6 mesi e non ce l'ha fatta, però noi ce l'abbiamo qua. Mattia è stato ricordato in un giorno speciale per la Croce Bianca. Mezzi rinnovati e nuove attrezzature segnano un ulteriore passo in avanti sul fronte dell'impegno e della collaborazione con l'ULSS 2.
Noi siamo orgogliosi, andiamo fieri dell'alleanza strategica importante e preziosa che l'azienda ha sempre mantenuto e coltivato con tutte le forze del volontariato, e la Croce Bianca italiana è un'associazione a cui siamo affezionati e che ringraziamo per la generosità. Generosità che era anche di Mattia, che domenica sera sarà ricordato anche con una fiaccolata in piazza del municipio. Scenderanno lì con noi persone di partiti diversi, di organizzazioni diverse, ma tutte con lo stesso scopo, quindi salvaguardare la vita dei lavoratori, e questo per noi è il più grande regalo che ci potesse essere. È una battaglia dura, una battaglia non facile, perché è un dispendio di energie infinito, però per nostro figlio lo stiamo facendo e speriamo di potergli dare giustizia soprattutto. Pochi istanti di pubblicità, davvero pochi, e poi rientriamo in diretta. Rieccoci con il telegiornale di Treviso. Andiamo alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 con Bebe Vio sempre più nella leggenda, il secondo oro nel fioretto dopo quello conquistato a Rio 2016, la gioia della campionessa di Mogliano, ma insieme anche in questo stesso giorno la confessione shock. Ho avuto, dice, un'infezione da stafilococco in aprile e ho rischiato di morire. Ecco il motivo per il quale ho dovuto rinunciare alle gare di sciabola, un annuncio che aveva fatto qualche giorno fa. Purtroppo non farò le gare di sciabola, è stata un'esperienza bellissima, è stato fighissimo e stava andando anche molto bene, ci stavo credendo, ma purtroppo per una serie di motivi che spero di dirvi più avanti, forse dopo le gare spero di potervi dire tutto, purtroppo non farò le gare di sciabola, farò soltanto quella di fioretto che in realtà è la mia. 3 giorni fa era amarezza, oggi gioia. E Bebe Vio ha scelto la festa dell'oro nel fioretto, bis olimpico che la proietta nella leggenda, per svelare il motivo dello stop alla sciabola. Un motivo che ha gelato il sangue a tutti. Ad aprile, ha raccontato Bebe, ho avuto un'infezione da stafilococco talmente grave che si prospettava l'amputazione del braccio sinistro e addirittura la morte. Quindi è un miracolo che io sia qui e questo oro pesa molto di più di quello di Rio. Lo strascico dell'infezione e dell'indebolimento del braccio le ha impedito di allenarsi al meglio con la sciabola, arma più pesante dell'amato fioretto, tanto da spingerla a rinunciare a tirare in questa specialità a Tokyo. Ma non le ha impedito di trionfare nel suo fioretto. La 24enne campionessa di Mogliano ha sconfitto per 15-9 la cinese Jingjing Zhu, che aveva già battuto in finale a Rio 2016 per 15-7. Se sembra impossibile, allora si può fare 2 volte il suo commento su Instagram. Domani la missione più difficile per Bebe, provare a trascinare anche la squadra di fioretto all'oro. In bocca al lupo dunque a Bebe, complimenti per la sua forza. Torniamo a Treviso, torniamo alla cronaca, meticolosa indagine della polizia locale che ha consentito di recuperare un computer rubato a un ragazzo sulle mura di Treviso. Ha lasciato per qualche istante lo zainetto incustodito l'altra sera sulle mura di Treviso ed un ladro ne ha immediatamente approfittato arraffando il computer portatile da 3.000 euro che c'era dentro. Il derubato, un ragazzo di 17 anni, assieme alla madre, si è subito rivolto alla polizia locale che ha avviato le indagini. Il PC del giovane il giorno dopo ha iniziato a trasmettere il segnale di localizzazione e gli agenti sono riusciti a localizzare l'area di trasmissione nel quartiere di Selvana. Arrivare però ad individuare precisamente dove era il computer non è stato affatto semplice, essendoci nella zona individuata moltissime abitazioni. Le indagini hanno comportato l'analisi di centinaia di nuclei familiari e alla fine è stata individuata una casa dove risiedeva un cittadino kosovaro di 37 anni con precedenti per furto. E qui la richiesta alla procura di un mandato di perquisizione subito ottenuto, e proprio nel corso della perquisizione dentro un armadio gli agenti hanno trovato il computer che è stato restituito al legittimo proprietario. Il kosovaro è stato denunciato per furto. Le sagre e i controlli anti-Covid, difficile convivenza in questa estate. A Zero Branco il ritorno di una sagra molto importante e molto sentita. In tempi normali, cioè nel 2019-2018, abbiamo fatto anche cene o eventi con 600 persone. Adesso siamo
a malapena sotto i 300. A Zero Branco, dopo lo stop forzato del 2020, tocca alla storica sagra del peperone, una delle più grandi e partecipate della provincia, provare a celebrarsi regolarmente, rispettando tutte le regole anti-Covid. E il taglio della capienza è solo uno dei prezzi da pagare. Negli spazi al chiuso si entra con flussi distinti per ingresso e uscita solo con Green Pass, da esibire all'apposito checkpoint. Dentro mascherina obbligatoria sempre, eccetto i tavoli, e distanziamenti calcolati, come in platea per gli spettacoli serali. Il distanziamento prevede che le sedie siano a 1,20 m, sia lateralmente sia da persona a persona di schiena. Ma è nello stand enogastronomico dove il rispetto delle norme richiede più attenzione. 1,70 m fra i tavoli sul lato lungo, limite di 6 persone sedute assieme, 8 se conviventi. Segnaletica orizzontale per controllare gli spostamenti. Dopo l'ordinazione entra in gioco questo dischetto elettronico. Vede? È pronto? Sta vibrando e si illumina. Vuol dire che la mia pietanza è pronta. Così si evitano gli assembramenti davanti al banco. Evitano gli assembramenti ovviamente, quindi tutti restano seduti al proprio tavolo e con questo strumento si riesce ovviamente a mantenere il distanziamento. Mascherina e igienizzazione per tutti i volontari, cuochi e aiutanti in cucina, anche se per loro il Green Pass non è richiesto. Le normative UNPLI che ci sono state dettate non prevedono il Green Pass per i volontari che prestano servizio. La pandemia poi sembra aver intaccato anche lo spirito dei volontari. Dopo un anno e mezzo, chiamiamola di inattività, è difficile recuperarli nel ritornare a prestare manodopera. Che calo avete avuto nel numero? È un bel 50%. Non è semplice far quadrare tutto, ma ci si prova, anche perché il significato ultimo della festa è un bene prezioso. Più che a riempire i capannoni e quindi magari a dare soddisfazione anche economica alla Pro Loco, per fare in modo che un po' alla volta tutta la popolazione riesca a riaggregarsi in momenti di questo tipo. E adesso le notizie dal Bellunese. Ed è purtroppo con un'altra tragedia in montagna che apriamo questa parte, come è accaduto già ieri, perché è stato recuperato stamane il corpo senza vita di un giovane alpinista lombardo precipitato ieri sera mentre con il compagno di cordata si preparava a scendere dalla Torre Venezia in civetta dopo aver scalato la via Ratti. Tratto in salvo l'amico rimasto da solo, anche se in contatto telefonico con i soccorritori in cima tutta la notte. L'allarme era scattato ieri sera attorno alle 22 quando la centrale del SUAM è stata allertata da uno scalatore che aveva visto quanto accaduto. Poi le operazioni di recupero e purtroppo scoperta del corpo senza vita di un 27enne di Cesano Maderno, dunque in Lombardia. È stato recuperato il corpo 180 metri più in basso in un canalino sotto l'arrivo delle doppie. Purtroppo l'ennesima vittima in montagna di questa estate davvero tragica. E adesso le attività produttive che cercano il sostegno dopo l'incubo del Covid e la crisi del Covid, e allora in province e fondo comuni confinanti varano nei prossimi giorni il progetto strategico chiamato Sostegno alle attività produttive. Sostegno alle attività produttive è un progetto che fa parte delle misure Covid volute dai sindaci e costruite dalla provincia di Belluno nell'ambito di linee di finanziamento del Fondo Comuni Confinanti. 2.700.000 euro i soldi messi in campo. Noi abbiamo deciso insieme ai fondi comuni confinanti di fare un'azione molto importante verso tutte le attività produttive del territorio bellunese che sono state colpite dal lockdown, in particolare il mondo della ristorazione, i parrucchieri, una vastissima gamma di attività commerciali e imprenditoriali. A seguito dell'emergenza pandemica, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, sono stati effettuati dei monitoraggi del quadro economico e sociale del territorio provinciale. Ne è emerso come le chiusure legate al lockdown e i nuovi comportamenti sociali abbiano avuto conseguenze significative sugli equilibri economici delle imprese. Basterà fare una semplicissima domanda, sono richiesti ovviamente anche alcuni dati di bilancio sulle perdite acquisite durante l'anno, ma sono previste delle spese di investimento che possono variare da qualche migliaia di euro fino ai 20-30.000 euro. In particolare il Fondo Comuni Confinanti investirà 1.950.000 euro
la provincia 750.000, in modo da allargare la platea dei beneficiari anche oltre i territori confinanti con Trento e Bolzano. La prima linea di finanziamento in partenza in questi giorni andrà a beneficio di rifugi di montagna, attività di ristorazione e agriturismi, gelaterie, pasticcerie, mense e catering. Ed ora la questione furti nelle zone dei comuni di Quero Vassar, Sie e Fonzaso. Si è svolto in prefettura un incontro tra il prefetto Mariano Savastano e i sindaci di questi comuni, volto ad affrontare le problematiche legate agli episodi di furti in abitazione che nelle ultime settimane hanno interessato i loro comuni. A tale proposito è emerso come siano in corso attività investigative svolte anche grazie ai filmati di telecamere di videosorveglianza e che è stato disposto un potenziamento dell'attività di vigilanza e controllo del territorio negli orari ritenuti più critici. Una retta da 45 euro al giorno, di cui 3 pagati dal comune di Longarone ai propri cittadini. Stiamo parlando della casa di riposo Luigi Barzani, in cui proseguono i lavori di ristrutturazione e anche di riorganizzazione. La casa di riposo Luigi Barzan ha i suoi anni ed è purtroppo quasi completamente priva di verde. È sorta negli anni 60 nel centro di Longarone, nel cuore di dove si è ricostruito dopo la tragedia del Vajont. Ora il comune ci ha investito 400.000 euro e 48 posti letti sono stati ricollocati in stanze da 2 persone con all'interno tutto assolutamente nuovo. Ma la tipologia degli anziani è cambiata col tempo, è diventata più per non autosufficienti, quindi ci troveremo in una situazione molto delicata, perciò abbiamo fatto questo restyling di queste nuove stanze praticamente che erano da 4 posti letti, poco appetibili, le abbiamo trasformate in stanze da 2 letti che diventeranno sicuramente appetibili. La casa di riposo può avere 108 ospiti, di cui 70 non autosufficienti. Con il Covid le presenze sono scese di una trentina di unità, ma ora con queste nuove stanze si è venuta a creare un'offerta sicuramente più appetibile. Questi lavori sono stati sospesi causa Covid per un anno, ma erano i più importanti, sono quelli che ci permettono di sanare una criticità a livello di standard nei confronti della Regione e soprattutto ci permette di portare queste stanze che da un punto di vista strutturale non hanno proprio il massimo in stanze che sono completamente nuove, quindi contemporaneamente saniamo uno standard ma riusciamo a dare spazi adeguati ai nostri utenti. Ora sarà la volta delle stanze singole. Il progetto è di realizzarne una dozzina e si spera di poter dare il via ai lavori già nella prossima primavera. È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo, arrivederci. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di holiday.com. Sicuramente in vacanza. Bentrovati al meteo. Ci avviamo alla fine di agosto con un tempo un po' variabile, temperature gradevoli, quasi fresche in tutta Italia, ma vediamo il dettaglio di domenica 29 agosto sul nostro territorio. Sul Veneto sarà una domenica in gran parte soleggiata, cielo poco o parzialmente nuvoloso, con bassa probabilità di qualche breve precipitazione, più che altro in montagna o localmente fin verso la pianura più interna. Temperature inferiori alla media del periodo, minime tra 11 e 16 gradi, massime comprese invece tra i 21 e i 26 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto avremo la stessa situazione con sole prevalente ma con occasionali precipitazioni, come vediamo sui rilievi. Temperature minime tra 12 e 18 gradi, massime sui 23-24 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, salvo anche qui per degli acquazzoni, ma sui settori esteri di confine. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime sui 25-26 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.
San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza.